Ecco, un grand mandi a Duc, mandi a Duc. Allora, torni un'altra volta a favela di riformis. La Camera qualche giorno fa ha appena approvato, in prima lettura, la proposta di riforma costituzionale relativa agli enti di area vasta, che dovrebbero sostituire in futuro le vecchie province totalmente soppresse, ehm, ma non solo, perché in corso d'opera a Roma, rispetto all'iniziale iniziativa legislativa del Consiglio regionale, si è aggiunto si è aggiunta un'ulteriore modifica relativa alla forma di governo regionale nello stesso contesto normativo, nella stessa proposta di legge costituzionale 976 della 19ª legislatura della Camera. Cos'è avvenuto? All'inizio di quest'anno 2024 il Consiglio regionale ha eh, come dire, presentato un iniziale progetto di riforma costituzionale sullo statuto speciale relativo ai soli enti di area vasta, in relazione ai quali c'è poco da dire perché ancora nulla si sa di sicuro, né se il progetto verrà alla fine approvato, anche se le premesse ci sono tutte, perché comunque la 19ª legislatura statale, ecco, si incastra abbastanza bene con l'attuale legislatura regionale, anche che dovrebbe essere la 13ª se ricordo bene, anche quanto a tempistica, per cui tecnicamente è ancora fattibile questa approvazione. Nulla si sa comunque, salvo le indiscrezioni che vengono dalla giunta regionale, su quali circoscrizioni avranno questi nuovi enti, nulla si sa sulle funzioni, nulla si sa ancora sulla loro forma di governo, per cui vedremo strada facendo quello che avverrà. Ecco, la cosa più interessante da segnalare è che la proposta regionale iniziale è stata profondamente revisionata dalla Camera, cioè a iniziativa statale, per effetto di un emendamento molto discutibile di provenienza parlamentare, fra l'altro presentato da onorevoli deputati, insomma, eletti altrove, non certamente in regione, che ha allargato l'oggetto di questa novità, ecco, di questa che sta per diventare una importante novità normativa di rango costituzionale sullo statuto speciale. Sostanzialmente si è passati dalla materia degli enti locali a un'altra materia, sempre di competenza esclusiva della regione, ma ben diversa, in quanto riguardante non diciamo le tematiche locali, ma dall'altra parte la forma di governo regionale.
passatemi questa metafora, è stato sostanzialmente agganciato alla locomotiva delle vecchie province, sostanzialmente, per cercare di volgarizzare quanto avvenuto, un ulteriore vagone dalle riforme sulla forma di governo invece regionale, cioè della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le quali ultime stanno passando in sordina. Stanno passando in sordina senza alcuna discussione sul punto né nella società civile regionale, né sui mezzi di informazione, né nelle sedi istituzionali, come ad esempio il Consiglio regionale. Nulla di nulla. Eppure, grazie a questo emendamento, ripeto, di iniziativa statale, l'oggetto di questo progetto di riforma costituzionale sullo statuto speciale si è notevolmente allargato ed è raddoppiato, abbracciando anche l'iter di riforma della legislazione regionale sulla forma di governo, la cosiddetta legge statutaria, cioè la principale delle leggi regionali dedicata alla forma di governo, al sistema elettorale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, prevista dall'articolo 12 dello Statuto Speciale Legge Costituzionale 1 del 63, come riformato dalla Legge Costituzionale 2 del 2001. Si tratta del cuore del potere regionale, si tratta del futuro dell'amministrazione regionale, non solamente per quanto riguarda il potere legislativo della regione, perché è solo il Consiglio regionale ad essere organo eletto direttamente, in forma, diciamo così, ineludibile e necessaria, ma anche dell'esecutivo regionale, perché l'attuale forma di governo regionale prevede l'elezione diretta anche del vertice dell'esecutivo, ovvero sia del presidente della regione. Cosa che non è affatto necessaria invece, perché ad esempio in Valle d'Aosta o in Sud Tirolo l'elezione presidenziale diretta non è affatto prevista. Questa scelta, limitatamente all'esecutivo, è rimessa alla discrezionalità della regione, seguendo una determinata procedura attualmente rafforzata, aggravata dall'attuale statuto speciale, per impedire anche a una maggioranza, alla sola maggioranza di governo, di detenere le chiavi, il potere assoluto sulla determinazione della forma di governo per le future legislature regionali. Sono principi intuitivi di divisione e di limitazione dei poteri e di necessità di coinvolgimento delle minoranze e delle opposizioni quando si tratta delle legislazioni più importanti e insomma questo attuale sistema di riforma della legge sulla forma di governo è ispirato anche alle garanzie proprie del procedimento di revisione costituzionale, che è anch'esso particolarmente aggravato. Ma è giusto che sia così, è necessario che sia così, è inevitabile che sia così. Anche se ultimamente queste garanzie procedurali stanno venendo forzate. Perché? Perché non si nasconde la volontà del nostro presidentissimo Fedriga di arrivare prima della fine dell'attuale legislatura regionale al superamento dell'attuale divieto del terzo mandato, dell'attuale limite al secondo mandato in corso, attualmente previsto dall'attuale legislazione statutaria sulla forma di governo regionale.
ci sono anche recenti interviste di Federiga che apertamente si dichiara disponibile a correre per la terza volta, qualora venga cambiata come dire, la disciplina statutaria e sulla forma di governo attualmente vigente. Per cui c'è il forte sospetto che l'attuale articolo 5 della proposta di legge costituzionale che vi indico qui sotto in descrizione, linkandola nella sua evoluzione storica dai siti istituzionali parlamentari, in maniera anche di darvi la possibilità di confrontare le sue varie formulazioni nel corso del tempo, nel corso dell'iter, diciamo durante l'evoluzione di questa proposta. Ecco, c'è il pericolo che questo nuovo articolo 5 dell'attuale formulazione di questa proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera, che ora è diventata un disegno di legge del Senato a seguito della navetta parlamentare, c'è il rischio che questo articolo 5 sia principalmente finalizzato a agevolare l'iter di superamento dell'attuale divieto del terzo mandato presidenziale. Perché? Perché l'obiettivo è delegare in futuro, in caso di approvazione di questa proposta, che ripeto non ha più solamente la locomotiva provinciale, ma è stata estesa con l'aggancio di un nuovo vagone su forma di governo regionale. Insomma, il rischio è che questo articolo 5 deleghi totalmente la normazione della modifica della forma di governo regionale alla sola maggioranza regionale, cioè alla sola compagine di governo della regione, con un artifizio procedurale nascosto tra le righe dell'attuale articolo 5. Perché? Perché attualmente il referendum regionale confermativo o oppositivo sulla legge regionale statutaria è vincolato direttamente dallo statuto speciale e quindi non rientra nella possibilità di come dire disponibilità da parte della sola maggioranza. In più si tratta di consultazione necessariamente anticipata rispetto alla entrata in vigore della proposta, dell'eventuale proposta di riforma della forma di governo regionale. E attualmente, infine, non è previsto alcun quorum affinché tale consultazione regionale abbia effetto. Qualora viceversa entrasse in vigore questa riforma costituzionale, che cosa avverrebbe? Il referendum regionale sulla legge regionale statutaria, sulla principale legge regionale di carattere sostanzialmente costituzionale, verrebbe totalmente delegato alla sola maggioranza regionale, ovvero sia alla compagine di governo, e verrebbe sostanzialmente delegato in bianco alla autonomia regionale senza più alcun
vincola alcun parametro costituzionalmente prefissato per cui a quel punto la autonomia legislativa regionale della semplice maggioranza di governo potrebbe tranquillamente modificare profondamente la natura di tale consultazione popolare regionale, ad esempio rendendola abrogativa e quindi successiva rispetto all'entrata in vigore di eventuali riforme relative ad esempio al terzo mandato presidenziale, cioè al superamento dell'attuale divieto del terzo mandato per il presidente Fedriga, prevedendo, per fare un altro esempio, anche un quorum, ma non solamente deliberativo, anche costitutivo, quale condizione di efficacia di tale modifica. Per cui insomma, di tale consultazione popolare su tale modifica, per cui in tempi nei quali, come quelli attuali, si reca alle urne meno di metà della popolazione regionale, per cui partecipano alle consultazioni elettorali anche regionali, diciamo, meno della metà dei corregionali aventi diritto al voto, è chiaro che qualora entrasse in vigore questo progetto di legge costituzionale, quella dell'opposizione a livello regionale diventerebbe una posizione non più garantita, ma quasi una missione impossibile, di fatto impossibile, per cui verrebbe da questa modifica svuotata qualsiasi garanzia insomma per una democraticità dell'ordinamento regionale che non sia meramente formale, ma anche sostanziale. A quel punto nulla più impedirebbe a chi attualmente detiene il potere in regione di spadroneggiare sostanzialmente senza alcun limite nemmeno temporale, per cui vi sono all'orizzonte grossi rischi per la tenuta stessa della democraticità del sistema di governo della nostra regione, che già è oramai sempre più accentrato sul capoluogo triestino, nonostante quella che è quantomeno la dualità propria di questa regione, insomma, è evidente quali potrebbero essere le ricadute esiziali di questa riforma su un Friuli che non è più ormai rappresentato da nessuno e che non conta più nulla. Mentre un tempo Trieste riusciva comunque a condizionare una classe politica regionale molto, molto docile, molto succube, molto disponibile, ma almeno si cercava di salvare le apparenze. Ormai siamo giunti alla fine, ormai non c'è più alcun pudore, ormai non c'è solo un problema a livello di divisione del potere sulla base dei principi generali. Ormai si invoca il terzo mandato per un presidente triestino, quando viceversa, anche per ragioni di geopolitica interna a questa regione molto particolare, forse sarebbe quanto mai necessario un avvicendamento e un cambiamento, ma non della forma di governo ad personam per salvare la poltrona al nostro reuccio locale,
ma proprio del personale politico, anche perché il rischio, viceversa, qualora entri in vigore questa riforma e un docile Consiglio regionale provveda ad accontentare il nostro Presidentissimo, il rischio è che le incrostazioni dovute a una continuità di governo troppo estesa finiscano addirittura per incancrenirsi con una conseguenza facilmente prevedibile di ulteriore concentramento della spesa pubblica regionale o almeno del grosso della spesa pubblica regionale esclusivamente sul capoluogo, che ha solo il 5% del territorio della regione e un quinto della sua popolazione, mentre consuma insomma, di gran lunga più della metà delle risorse pubbliche del bilancio regionale, frutto delle tasse dei friulani. Per cui davvero questa frettolosa inserzione da parte di parlamentari amici di questa pericolosissima riforma nell'ambito di questo vagone regionale agganciato alla locomotiva delle province preoccupa notevolmente chiunque abbia a cuore diciamo, gli equilibri geopolitici di questa regione che già prima da sempre sono assolutamente precari, purtroppo a senso unico. Ecco, e quindi non potevamo non richiamare l'attenzione generale insomma, su questi gravi problemi per il futuro di un ente di un ente regionale che già ha molti difetti e sostanzialmente qualora entrasse in vigore questa riforma ulteriormente li vedrebbe aggravati. Io francamente, pur non essendo pregiudizialmente contrario a una ulteriore ennesima riforma degli enti di area vasta, le vecchie province totalmente soppresse dalla legge costituzionale 1 del 2016, invito tutti a non accontentarsi di questo contentino e di come dire, approfondire ulteriormente quelle che sono tutte le implicazioni di questa possibile, probabile riforma, non solamente per quanto riguarda la forma di governo insomma, degli enti locali, le materie locali, ma anche per quanto riguarda la forma di governo della regione. Perché la democrazia è fondata sulla divisione dei poteri e sugli equilibri tra tutte le realtà che formano questa regione che purtroppo è unitaria e accentrata, ma in realtà è duale e non credo sia questa la via per garantire anche un buon governo a una realtà così complessa, ecco. Perché alla lunga un accentramento triestino-centrico non farebbe altro che aggravarli questi problemi, acuendo anche tutte le disparità di trattamento tra Friuli e Trieste e finirebbe per farci solo del male. Io credo a tutto un sistema che alla lunga rischierebbe di andare sotto stress, ecco, anche perché
qualora si aggravassero gli squilibri che già si affliggono invece di attenuarli, insomma potrebbero aprirsi scenari, insomma, inediti, anche se forse il Friuli è destinato all'estinzione. Riflettiamoci. Grazie a tutti e passaparola.